Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi facciamo un passo indietro di parecchi anni, ci catapultiamo a New York nel 1924 e c'era un giocatore che era da 8 anni che non perdeva un torneo. Questo giocatore veniva chiamato The Chess Machine, ovvero la macchina degli scacchi, che corrisponde al nome di José Raúl Capablanca, che gioca col nero in questa partita e Reti gioca col bianco. Vediamo se Reti riuscirà a sfatare questo record di 8 anni senza mai perdere un torneo. Se è veramente qualcosa di devastante. Vediamo un po' com'è andata la partita. È il turno di Reti che gioca col bianco, cavallo F3, cavallo F6, C4, G6, B4. Questa è molto particolare. Alfiere G7, ovviamente attenzione a questo alfiere che adesso ha la diagonale pronta per pappare la torre, bisogna assolutamente correre ai ripari con alfiere B2. E quindi ora questi due alfieri praticamente si guardano a rocco corto, Capablanca arrocca subito, G3, l'intento dunque è di fianchettare anche con l'alfiere Campochiaro, B6 e ora mi sembra abbastanza chiaro che cosa vogliono fare entrambi i giocatori, mettere entrambi gli alfieri in fianchetto, una partita molto particolare. Alfiere G2, alfiere B7, arrocco corto. D6 probabilmente per dare spazio al cavallo, poiché se il cavallo lo sviluppiamo in C6 va a tappare questo alfiere, in più questa spinta di 6 potrà tranquillamente sorreggere spinte di questo tipo. D3, anche qui si crea lo spazio per sviluppare il proprio cavallo. Cavallo in B va in D7, infatti cavallo in B va in D2. Fin qui la posizione è assolutamente equilibrata e quasi simmetrica. E5, ok, e adesso donna in C2. Tutto tranquillo, i giocatori manovrano nelle retrovie, torre in E8, torre in F va in D1, il bianco crede che sia più importante avere il controllo di questa colonna che di quella E, A5, A3, H6. E adesso che cosa giocheresti con il bianco? La partita sembra equilibrata, i pezzi sono messi bene, sono tutti i pezzi sviluppati, la donna è via, le torri sono in comunicazioni. Che mossa giocheresti? Prova a pensarci un attimino. Qui il bianco gioca una mossa che probabilmente non ti è venuta in mente, cavallo in F1. L'idea è chiaramente quella di eh, dare la possibilità a questa torre di essere molto più forte, di supportare la spinta del pedone in D, ma anche in futuro quello di riposizionare il cavallo tramite varie operazioni. Per esempio in futuro si potrà giocare tranquillamente la spinta del pedone in E4 e il cavallo potrà andare poi a posizionarsi in D5. C5, oh, interessante questa posizione, adesso c'è pressione su questo pedone B4, bisogna fare una scelta, se catturare uno di questi due pedoni o spingere. Reti decide di spingere su B5. Segue dunque cavallo in F8, E3. E3 chiaramente ha l'idea di sostenere la spinta del pedone D4 e andando a rompere il centro, perché finché il centro è così forte, e questo è veramente un centro molto forte, difficilmente il bianco riuscirà a fare operazioni concrete. Un'altra possibilità, oltre che giocare E3, come dicevamo prima, è quella della spinta in E4, con l'idea appunto di andare a posizionare il cavallo su questo fortissimo avamposto D5, qui molto probabilmente poi il nero avrebbe cambiato i pezzi. Torniamo indietro, la partita prosegue con E3, donna in C7, D4, spinta del pedone, finalmente la spinta di rottura sta avvenendo, attenzione a questa mossa, alfiere in E4, adesso c'è sotto la donna. Dove sposteresti questa donna per rifugiarti? Vediamo qual è ad intuito la casa più bella che ti piacerebbe per la donna. In partita viene giocata donna C3, ma non è la mossa più corretta in assoluto. La mossa più corretta era donna in C1. È vero che la donna si andava a riposizionare sulla prima traversa,
ma era una diagonale molto molto migliore per la donna, anche perché a seguito dei cambi al centro la donna poi avrebbe questa diagonale su cui agire. Donna C3 invece non funziona poiché ora il bianco si trova sulla stessa diagonale dell'alfiere avversario. Dunque deve fare parecchia attenzione e in effetti adesso succede questo. E per D4, e per D4, Capablanca toglie il cavallo in modo tale che il suo alfiere inizia ad essere minaccioso contro la nostra donna e la donna adesso comunque si deve spostare. Quindi con la perdita di un tempo. Attenzione alla debolezza di questo pedone. Adesso seguono una serie di cambi che creano debolezze in entrambe le strutture di pedoni. C per D4 e adesso si è creata la debolezza sul pedone C4. Alfiere per D4, attenzione che dopo il cambio dell'alfiere c'è la debolezza sul pedone in D6. Donna per C4 e infatti cambio, cambio. Adesso la migliore non è andare con la donna qui, la migliore è fare prima una mossa intermedia, donna B2 scacco, la donna tiene questo pedone, fa scacco e allo stesso tempo cerca di andare a controllare un pochettino le case centrali, poiché il nero ora comunque ha un buon controllo su queste case centrali grazie al pedone, grazie all'alfiere, alla torre, alla donna. Scacco, il re si sposta, va in G8 e adesso torre per D6. Ok, la partita si sta facendo assolutamente avvincente. Vediamo come è continuata. Donna C5 minacciando la torre e adesso chiaramente raddoppio di torri. Queste due torri sono fortissime, non solo sono connesse fra di loro, ma stanno attaccando realmente in D7. Ti ricordo che dopo torre cattura D7, cavallo per D7, l'altra torre cattura su D7, è vero che perdiamo una torre, ma ci guadagniamo due cavalli e secondo la teoria degli scacchi è una buona mossa. Torre a 7 per proteggere dunque questo cambio e adesso cavallo in E3. Ti ricordi quel cavallo che abbiamo messo in F1 che poi, ecco, è stato il momento di riposizionarlo. L'idea di questo cavallo è quello di andare in G4. Da G4 potrà innanzitutto attaccare su H6, ma potrà andare in seguito anche su F6 con un attacco doppio su torre e re. Quindi attenzione, attenzione. La donna va in H5 per controllare la casa G4. E adesso che mossa ti piacerebbe giocare con il bianco? Ti lascio pensare 10 secondi. La mossa che gioca il bianco è cavallo in D4. L'idea chiaramente, adesso c'è l'alfiere sotto, l'idea è quello di cambiare gli alfieri e poi di ritrovarsi con un proprio cavallo sull'avamposto fortissimo C6, avendo così una posizione assolutamente dominante. E va proprio così, alfiere per, re per. Adesso donna in E5, la donna non solo fa pressione su questa torre poiché non c'è più il collegamento delle due torri, ma minaccia anche a raggi X la donna. Quindi se ora questo cavallo va in C6, essenzialmente si perde la donna. Dunque c'è bisogno prima di una mossa intermedia. Qual è la mossa che ti piacerebbe fare ora? Se hai detto cavallo C4, congratulazioni, è la mossa migliore, tiene la torre, minaccia la donna. Ora questi pezzi sono veramente forti, questi due cavalli affiancati, queste due torri sono veramente imbattibili. La donna si deve spostare, va in C5 e guarda come la donna, nonostante un pezzo molto agile, si ritrova praticamente in mancanza di spazio. Finalmente si può giocare cavallo C6, minacciando la torre. Questa torre si deve spostare, va in C7 cercando di creare un supporto alla donna. Adesso una mossa molto buona sarebbe torre di 4 e guarda come la donna ora si può muovere solo praticamente orizzontalmente. Non è la mossa che viene giocata, ma viene giocata cavallo in E3. Questo cavallo si toglie dalla presa della donna, va in E3. Adesso Capablanca gioca cavallo in E5
ma non aveva fatto i conti con torre in 1 va in D5. Mossa bellissima. A questo punto cavallo va in D3 e ora semplicemente torre per D3. Chiaro che se la torre avesse catturato, la partita sarebbe andata in questo modo. Quindi con ancora due torri nere, due torri bianche, cavallo. Comunque la posizione è stradominante per il bianco, ma diciamo che non c'è questa vittoria assurda. Anzi, c'è anche da dire che adesso il bianco ha praticamente una torre sotto e deve provvedere a fare qualcosa. Vediamo che cosa c'è qui. No, cavallo in E7 non c'è. Boh, probabilmente si deve solo spostare e attaccare il cavallo con torre C2. Va bene, dunque essenzialmente dopo appunto questo attacco di torre, cavallo in D3 e ora semplicemente torre per D3, il bianco si trova sopra di un pezzo, ha una posizione dominante e qui Capablanca abbandonò. Boh, finalmente Chess Machine perse questa importantissima partita e non solo. Bene, spero che ti sia piaciuta questa partita. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo come al solito domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!